Siccome siamo molto di corsa, devo rifar vedere che siamo lunghi. No, non lo devi far vedere. Siccome i nostri ospiti di là stanno, secondo Scalpitano. me, scatteranno anche dei featuring in qualche modo, perché stavano facendo amicizia. Sono arrivati a trovarci direttamente da quel che si chiama Veneto. Dal Veneto. Questa associazione che si chiama Dollywood. Dollywood, sì, che è molto particolare, una ragazzi. crasi di Dolo, che è una città nei pressi di Venezia. Lì vicino. E Hollywood, ovviamente, quindi fa anche un po' il verso forse a Bollywood. Sicuramente sì. Loro così amano doppiare un sacco di film e questo accento veneto rende la cosa particolarmente divertente. Vediamo cosa fanno e poi tra poco li abbiamo qui in studio. Basta Mix, non si fa più musica. Adesso si parla di cucina veneta. Esatto. Che novità c'è? Oh, cosa c'è sta storia? La cucina veneta? Aspetta, ma non famo più video? Ancora e Sì, ora cioè. niente musica, niente video, anche Aspetta, no. fuori via. Ecco la clip! Backstage! Sì, dai. Allora, oggi parliamo di come che si fa il baccalà. Tutti fuori da testa! Baccalà alla vicentina. Bacca, Perché non ti piace? no, sai che cos'è un panin col tacchino? Come si fa a mangiare un panin col tacchino? Ah, parla quello che mangia il musetto col cren. Cosa sei il cren? È rafano. Te lo digerissi dopo 2 settimane. Guarda che ti si devo parlare con l'imperatore. Come l'occhio, imperatore de cosa? De costicine. Dei costicini. Ah, E qua. e due. De costicine. Le costicine, bello chiaro, detto bene. Benvenuti. Grazie. Quando ce l'avete mandato siamo morti da ridere. Ribaltati. Vi abbiamo fatto una sorpresa perché non si poteva venire a mani vuote e quindi abbiamo detto dai, facciamo anche No, questo. ma abbiamo molto apprezzato perché la cosa è partita così. Allora, di là in redazione hanno cominciato a condividerselo tra di loro, poi ci hanno chiamato dicendo venite qui e ci avete distrutto, piegato. Funziona così. Complimenti ragazzi. Ecco, abbiamo trasformato Occupy DJ in una rubrica di cucina veneta che adesso la cucina va per la maggiore. Va per la maggiore, quindi vi abbiamo fatto anche un favore. Potete anche cambiare programma, per venire con un piccolo angolino di cucina. Cucino solo le sottilette io. E le verze anche. E le verze. Ma noi le verze. Ragazzi, raccontiamo a chi ci sta seguendo a casa come è nato la vostra associazione e soprattutto raccontiamo che il vostro successo parte e nasce in rete, dove avete caricato sul vostro profilo di YouTube la maggior parte dei film che voi andate a doppiare proprio in Veneto. Sì, assolutamente in Veneto, anche se è un Veneto molto leggero, non andiamo giù troppo con termini difficili, quindi è capibile e probabilmente è per quello anche perché siamo qua, e quindi abbiamo un po' espatriato dal Veneto, che probabilmente si capisce, ecco. Allora abbiamo iniziato per gioco, naturalmente, come tante cose che fa l'uomo. Inizia per gioco e poi diventa una cosa seria. Io e la mia compagna Roberta, che in arte è Azzurra, abbiamo doppiato uno spezzone di Avatar, del film Avatar, per gioco. Così sti 2 personaggi del film diventano 2 ragazzotti di Dolo, un po' grezzi, un po' così rurali, e hanno intenerito probabilmente questa storia d'amore molto improbabile esatto. No, ma poi colpisce l'utilizzo della lingua veneta. Di solito quando si sentono dei film ridoppiati, di solito si sentono o in romano o in toscano. Soprattutto al sud c'è molto fermento per doppiatori toscani, anche romani. E in Veneto comunque abbiamo grosse realtà, anche in Veneto, anche nel bergamasco, il Vava 77, famosissimo, bravissimo anche lui, Parodie Vicentine sta crescendo a fianco a noi, ci sono tante realtà. In Veneto non ci manca niente. Non ci manca niente. È un mercato che si è aperto. Esatto. Non vogliamo l'indipendenza. No, non vogliamo nulla. Ma nelle vostre vite normali, quando non date la voce alla maggior parte dei personaggi dei film, cosa fate? Beh, siamo ovviamente ognuno ha un suo lavoro, perché non lo facciamo per lavoro questo, ma speriamo magari un giorno che lo diventi, e ognuno ha il suo lavoro, chi impiegato, chi programmatore, chi casalinga, chi attrice. A me ha colpito molto comunque la qualità proprio tecnica di quello che fate, perché comunque se ne sentono tante anche su YouTube un po' amatoriali, così, che si sentono male. Invece voi avete... tieni conto, come al solito si dice si comincia per gioco, ma in realtà è da anni che si lavora un po' in questi settori della musica, i montaggi video, degli studi di registrazione. Abbiamo frequentato vari ambienti, quindi già si era scafati da questo punto di vista, e quindi quando abbiamo dovuto iniziare a mettere i labiali sopra i video, il lip sync è perfetto. Il sync è perfetto,
dove non ci arrivavamo noi, perché non è che si nasca doppiatori, non abbiamo una scuola vera e propria, si andava di espedienti ovviamente tecnici, si andava ad avvicinare le tracce ovviamente. Adesso siamo diventati bravissimi e quindi il ruolo di attrice ha dato una mano sicuramente. Ovviamente diciamo che ognuno di noi ha una provenienza artistica diversa e quindi ognuno ha portato la sua precedente esperienza per cercare di fare le cose sempre meglio, per cui c'è l'informatico che ha messo tutta l'esperienza tecnica. Sì. Io come attrice posso apportare qualcosa anche sull'interpretazione del personaggio, perché stiamo anche molto attenti all'interpretazione, ai labiali, sì, ma anche all'espressione, in modo proprio da riproporre con una storia diversa, riproporre un atteggiamento che ha l'attore nel film originale. Certo. Io siccome vi abbiamo qui, ragazzi, vogliamo far vedere che non è un'improvvisata, sono davvero bravi. Esatto. Ci fanno una prova live. Volentieri. Vediamo, sono curioso. Allora la interpreto io, vai. Facciamo partire il film. Questa è famosissima, ha fatto 10.000 visite in pochi giorni. Occhio, sì, cioè, ciao capo. Buongiorno, sono l'obiettore del comune di Dolo e sto facendo il giro dei quartieri per aiutare i veci a stilare il censimento della popolazione delle abitazioni del 2011, insomma. Ecco. È una man. Sì. La sua abitazione è nel comune di Dolo? Sì. È sempre stata qua? Sì. E lei ha sempre abitato in questa abitazione? Sì. Ma al momento del censimento lei abita qui? Ma non sono sicuro, aspetta un attimo che controllo. Circo Angelo Carraro! Eccomi! Bene, lei abita qui, ok? Ma ieri abitava in questa abitazione? Qua, ma 5 anni fa lei ha abitato in questa abitazione? Ma certo che ero qua! Ma è sicuro? Sì! Ma non è che si è assentato qualche volta alla domenica? Aspetti, signor Carraro, l'ultima domanda per il censimento! Ma insomma... Quaesea! E domani la trovo qua? Ma vaffanculo! Bene, grazie da parte di Occupy DJ. L'abbiamo anche messa lì. Ciano è veramente geniale. Tra l'altro, se mi inserisco, se posso. Certo. Tu hai detto prima appunto cosa fate nella vita normale. Io sono una giornalista e lavoro in una emittente privata del Veneto e noi li abbiamo scoperti proprio così, perché ridendo a casa o in redazione giravamo con i video, insomma, il mio preferito è Forrest Gump e la sfilza di ricette con la verza, insomma, è abbastanza insuperabile. Ma ci siamo chiesti: potete farci una copertina per i talk show, per esempio, 1 minuto e mezzo? E abbiamo scoperto che Hollywood sicuramente fa ridere, sono geniali, sono anche molto tecnici poi, però sono anche sagaci, pungenti e mai banali, e quindi abbiamo dato loro delle tematiche anche importanti, tipo insomma l'inquinamento atmosferico, la cementificazione, l'elettromagnetico, insomma tante cose, temi legati al sociale, all'ambiente nel vostro modo, nel vostro linguaggio. Va bene, grazie ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi.